Anche a Treviso lo sciopero globale per il clima e il corteo degli studenti e delle famiglie lungo le strade della città. La richiesta Regione e Comune di Treviso: dichiarare l'emergenza climatica. L'ex azienda finita all'asta diventa discarica di rifiuti pericolosi e inquinanti. A Loria 4 persone denunciate, sequestrati 250 metri cubi di materiale. Parcheggia l'auto in centro a Treviso e poche ore dopo la trova rigata in tutta la carrozzeria, forse con un punteruolo nel mirino, l'assessore all'ambiente Alessandro Manera. 72enne travolta da un'auto mentre attraversa le strade sulle strisce pedonali a Roncade, investito un altro anziano alla guida di una Mercedes. La segnalazione di un residente della zona della Ghirada fa scattare il blitz antidroga della polizia. A Treviso bloccato un profugo 24enne nigeriano. Bed and breakfast abusivo scoperto dalla polizia locale in Viale della Repubblica, e mentre i controlli continuano arriva la denuncia dell'artista Beppe Mora, che con la moglie gestisce un B&B in centro storico a Treviso e dice tantissimi irregolari. Prima la festa per il ritorno in Serie A, poi la sconfitta pesante contro Milano. All'esordio la De Longhi regge un tempo contro la corazzata. Coach Minetti dice dobbiamo essere più sfrontati. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, bentrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. E dunque in primo piano il Fridays for Future, anche oggi e anche a Treviso, non solo in tutto in Veneto, le strade che sono animate di migliaia di studenti, ma non solo studenti, anche di famiglie, per la marcia contro il cambiamento climatico e richieste anche concrete a Regione e Comune di Treviso. Guardiamo. Questa mattina circa 4.000 studenti della Marca sono scesi in marcia pacificamente nel centro storico di Treviso. Sono arrivati da Montebelluna, Conegliano, Vittorio Veneto, oltre che dagli istituti cittadini. Appuntamento alle 8:30 davanti alla stazione, poi il corteo si è snodato per le vie del centro. In Piazza dei Signori i ragazzi sono saliti sullo scalone del Palazzo dei 300, dove hanno appeso uno striscione per chiedere alla Regione Veneto la dichiarazione dell'emergenza climatica. Provvedimenti certi, chiari, concreti sul riscaldamento globale. Nel Veneto abbiamo tantissimi problemi. Il consumo di suolo, siamo una delle regioni più cementificate d'Italia. Striscioni colorati rigorosamente di cartone e clima festoso per dire stop all'inquinamento, alla cementificazione, agli allevamenti intensivi, a tutto ciò che provoca quella coltre di smog che fa della pianura padana una delle aree più inquinate del mondo. I livelli di PM10 a Treviso sono tra i più alti nel Veneto e tra i più alti della pianura padana. Noi stiamo stilando una dichiarazione di emergenza climatica che verrà presentata al Comune di Treviso a breve. E ad affiancare i giovani che aderiscono al movimento globale della svedese Greta vi erano anche numerose famiglie, bimbi ed anziani. Manifestiamo per difendere il pianeta per i nostri figli e i nostri nipoti. Sì, abbiamo bisogno di far capire che il messaggio è questo, è importante, e ci vuole sensibilizzare chi è indifferente. Con tutta la famiglia qui a sfilare? Assolutamente, lo dobbiamo ai nostri figli. Non vorrei che tra 30 anni ci dicessero mamma dov'eri quel giorno? Gli studenti protestano affinché l'emergenza climatica diventi una questione da affrontare subito e non da procrastinare all'infinito, e questo chiedono alla politica. Non bisogna arrendersi. Questa cosa ha svegliato moltissimi ragazzi della nostra età e spero che continuerà a farlo sempre. Bisogna cambiare sistema politico. Io ho ancora fiducia nei giovani. Sono loro che possono cambiare le cose. Solo loro, con i politici naturalmente sensibili. Il corteo ha creato gli inevitabili disagi alla viabilità, con code lungo il Putto e mezzi rimasti bloccati in attesa che passasse il colorato serpentone di ragazzi. È un traffico pazzesco. Sul Putto era tutto bloccato? Dappertutto. Qualche momento di tensione è accaduto in via Cornarotta, quando il conducente di un furgone, rimasto bloccato, ha inveito contro gli studenti cercando di passare. Tutto si è risolto con l'intervento della polizia. Ve lo stiamo chiedendo dalla TG di pranzo di oggi delle 12:30, il nostro sondaggio è continuato anche nel telegiornale del Veneto e di Venezia. Come sapete Fridays for Future, ma anche tutto il movimento creato attorno a Greta Thunberg è un movimento che crea dibattito e anche opinioni diverse. Allora vi chiediamo: in marcia per il clima, giusto protestare? È il modo giusto quello di scendere in strada per cambiare le cose? Secondo voi, se secondo voi è sì, lo 0422 162 6691.
Se mi mettete il sondaggio a schermo intero forse si vede anche meglio, 0422 162 6691, se invece, eccolo qua, se invece per voi è no, 0422 162 6690, se per voi invece la risposta è no. Come sapete la chiamata è gratuita e se trovate occupato non preoccupatevi, perché anche lo squillo con il telefono occupato viene registrato, quindi anche la vostra opinione viene registrata. E alla fine allora di questo telegiornale vi daremo l'esito del sondaggio iniziato appunto questa mattina sulla la marcia per il clima, ma c'è anche chi ha scelto una via diversa oggi, proprio nel giorno in cui c'è lo sciopero globale per il clima, ad esempio al Collegio Astori di Mogliano. Guardate invece cosa hanno fatto i ragazzi. Penso che sia un'ottima manifestazione tutto, ma dobbiamo imparare a fare dalle piccole cose, cioè già a casa nostra con il riciclo, oppure al posto di andare in macchina per un percorso di 10 minuti andiamo in bicicletta. Secondo me sì, può andare bene fare una manifestazione, ma dobbiamo fare prima dei piccoli gesti, soprattutto da noi dove deve partire questa cosa. Nel giorno della manifestazione globale contro i mutamenti climatici, gli studenti della Astori di Mogliano, anziché andare in piazza, hanno scelto un modo diverso per la sensibilizzazione sui temi ambientali, una giornata che ha abbinato musica e ambiente. Si è realizzata una collaborazione tra un gruppo di musicisti e la Veritas, proponendo ai ragazzi quello che è un termine di rispetto, di armonia per quanto riguarda l'ambiente. Se pensiamo che la musica è qualcosa di trasparente, di pulito, ma che è anche un valore civico per chi poi da giovane si inizia a studiare uno strumento, e è correlata all'educazione civica nella raccolta differenziata dei rifiuti, quindi legata un po' a un connubio con l'ambiente. Rispetto allo sciopero e al corteo, qui si è scelto un approccio diverso, sicuramente originale, affrontando tematiche ambientali attraverso la delicatezza e la creatività della musica classica. Credo che sia un approccio anche questo valido, tra i 1000 possibili. L'importante è che cresca tra i giovani questa sensibilità dell'ambiente, perché alla fin fine l'ambiente è loro, più che di quelli della mia età. Le due facce di una giornata per il clima. L'ambiente entra prepotentemente anche nella cronaca con il blitz dei carabinieri del NOA, il nucleo operativo ambientale, che hanno posto sotto sequestro a Loria 250 metri cubi di rifiuti pericolosi stoccati abusivamente, un muletto, anche una gru e un'area di 200 metri quadrati. Hanno denunciato 4 persone indagati tra le province di Treviso e di Verona. L'area apparteneva a un'azienda fallita 3 anni fa, successivamente venduta all'asta e ora è in fase di cambio di proprietà. Ad attivare gli investigatori è stata la segnalazione del custode dell'area, di cui una porzione con sovrastanti rifiuti era già stata posta sotto sequestro nell'agosto 2017. Gli attuali rifiuti pericolosi, contenitori di solventi, lana di vetro, parti meccaniche dei veicoli, fusti di olio vuoti, ma anche non pericolosi come imballaggi di plastica, scarti lignei e svariate tipologie di metallo, sono stati appunto quantificati in 250 metri cubi e quindi sono state denunciate 4 persone, hanno identificato gli attuali proprietari dell'immobile che hanno gestito i rifiuti senza alcuna autorizzazione assieme a terze persone. Torniamo a Treviso adesso invece per parlare però dell'assessore all'ambiente, non però per i provvedimenti antismog ma per l'auto dell'assessore. L'assessore si è trovato la vettura completamente danneggiata con un punteruolo. Allora, atto intimidatorio forse legato anche alle misure antismog? Si indaga. A chi dà fastidio l'operato dell'assessore Alessandro Manera? È quello che si domandavano tutti oggi in comune guardando come era stata sfregiata la sua auto. Quasi completamente incisa in ogni fiancata e sul cofano, con in alcuni punti più passaggi, quasi a sottolineare la volontà di procurare dei danni. Non un vandalismo gratuito quindi, ma un messaggio chiaro per l'assessore, inciso sulla sua auto, identificata da questo cartellino che tiene sempre sul cruscotto. Un'azione fulminea quella di ieri sera in pieno centro storico e tra molte altre auto. Beh, l'avevo parcheggiata in centro, vicino a Piazzale Burchelati, adesso verificheremo con le telecamere, con le camere di sorveglianza se troviamo il responsabile. Ma chi sta dando fastidio? Ma non lo so, spero nessuno, spero che sia qualche vandalo, preferirei, perché non credo
non sto facendo nulla di particolare se non il mio dovere come amministratore. Perché ci deve essere una forte motivazione per infliggere un danno del genere in un luogo dove il rischio di venire scoperti è molto alto. E oggi c'era chi ipotizzava, proprio per questo, l'impegno dell'assessore nel rinnovato piano antismog, con relative limitazioni che forse danno fastidio a qualcuno, o forse qualche concessione negata per mancanza di requisiti ambientali. Dal canto suo però l'assessore tende a sdrammatizzare così l'accaduto. Mi hanno strisciato la macchina in entrambi i lati, purtroppo qualcuno ha pensato di fare un bello scherzo che proprio non mi è proprio piaciuto onestamente. Ancora la cronaca, parliamo di un dramma della strada, ricoverata infatti in gravissime condizioni all'ospedale Cafoncello, una 72enne di Roncade travolta questa mattina mentre attraversava via Roma all'altezza delle strisce pedonali. L'anziana è stata travolta da una Mercedes condotta da un 79enne di San Biagio di Callalta, mentre appunto stava attraversando lungo le strisce uno dei 3 passaggi rialzati ad osso proprio per costringere le vetture a rallentare la marcia. Questo evidentemente non è bastato. L'anziana è stata travolta e scaraventata violentemente sull'asfalto, sul posto l'ambulanza del SUEN che ha portato d'urgenza l'anziana, la 72enne, in ospedale dove versa in gravi condizioni. Adesso di nuovo in città a Treviso per parlare della segnalazione di un residente della zona Ghirada che ha fatto scattare un blitz antidroga della polizia. Gli agenti delle volanti hanno tratto in arresto un 24enne profugo nigeriano per detenzione e spaccio di cocaina. Lo straniero, richiedente asilo, si era costruito un laboratorio per il taglio della cocaina in una casa abbandonata a Monigo. L'operazione della polizia è riuscita grazie ad una segnalazione di un residente. In questo caso infatti c'era stato segnalato da parte di un residente della zona della Ghirada che all'interno di un'abitazione ormai disabitata vi era un notevole via vai da parte di un soggetto extracomunitario nelle ultime 2 settimane. Giunti sul posto, gli agenti della squadra volanti hanno scoperto un laboratorio della droga in un box di legno ricavato al fianco di un'abitazione abbandonata alla Ghirada. Nel casolare c'era tutto il materiale necessario al taglio della droga, bilancini, involucri e sostanze da taglio. Durante il sopralluogo gli uomini delle volanti hanno notato che il profugo stava entrando nella casa dopo aver scavalcato la recinzione. Raggiunto da un poliziotto, l'uomo era in un primo momento riuscito a liberarsi. La fuga però è durata poco, grazie all'intervento di altre pattuglie giunte sul posto, che sono riuscite a bloccarlo dopo una violenta colluttazione. All'interno di uno zaino che il giovane aveva sotto il giubbotto, gli agenti hanno rinvenuto 97 dosi di cocaina già pronte per lo smercio e degli ovuli interi di sostanza purissima. Si procederà ora all'espulsione. L'ufficio immigrazione della questura di Treviso valuterà ovviamente quelli che sono i provvedimenti amministrativi da adottare. Ancora la cronaca, stavolta un bed and breakfast abusivo a ridosso del centro storico di Treviso. Sono un vero e proprio pericolo per la sicurezza pubblica i bed and breakfast abusivi. Un fenomeno che sta letteralmente esplodendo in città, ma in genere in tutta la Marca, sull'onda crescente del turismo legato alle città d'arte ed ora alle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO. Per questo da tempo la Polizia Municipale di Treviso ha dichiarato una lotta senza quartiere all'accoglienza abusiva e l'ultimo episodio scoperto è dei giorni scorsi in piena strada Ovest. 2.000 euro di multa e attività chiusa. Le tracce però sono state lasciate nei siti professionali dove vengono pubblicizzate queste attività ricettive. Tramite questi canali siamo riusciti a reperire i nomi e le mail di alcuni clienti. Questi clienti sono stati poi contattati da noi e hanno confermato di aver soggiornato presso queste attività. E non occorre andare tanto lontano, come racconta l'artista Beppe Mora. Lei mi parla di strada Ovest, se vuole qua davanti gli dico che non le dico nulla, ma insomma glielo metto come pulce all'orecchio. Siamo in piazzale Burchiellati, lui disegna, sua moglie gestisce un bed and breakfast a ridosso Porta San Tommaso, loro ovviamente fanno tutto in regola. Ci sono almeno 400 posti letto di gente che non viene identificata, che non paga tassa di soggiorno, dunque noi non sappiamo chi passa qua dentro. Non si trovano più appartamenti di una fascia diciamo medio-bassa, perché tutto viene dato come affitto turistico. Dunque questa è una piaga, io parlo di piaga. Un pericolo pubblico quindi l'accoglienza abusiva, ma anche un danno per il turismo che rischia di essere penalizzato da servizi scadenti in strutture non idonee. Per questo, sempre dalla Polizia Municipale, parte l'iniziativa di un portale dedicato. Un canale privilegiato per i clienti e per quelle persone che in qualche modo
possono segnalare queste attività abusive. Dobbiamo pensare a questi ospiti non come gente che ha bisogno di dormire, come gente che viene qui e proprio perché è ospiti vuole scoprire il territorio, le eccellenze, le tradizioni, l'arte, la cultura che noi abbiamo, e noi dobbiamo essere i primi ambasciatori di questo territorio, e questo lo si fa con professionalità, non con improvvisazione. Il suo negozio non è abusivo, altro che, è regolarissimo, però è stato danneggiato, come ricorderete, dai giostrai in fuga venerdì scorso, dell'altra settimana, in quella folle fuga notturna in Viale Luzzatti, ma lei, la titolare del negozio, continua ad andare avanti col sorriso e ha ricevuto anche la solidarietà del governatore Zaia. Mia figlia è saltata così, io ho detto: Jessica, dopo tutto quello che c'è successo, cos'è successo adesso? Mamma, ha risposto Zaia! Insomma, è stata felice perché è lei che mi gestisce Instagram, io non sono una che seguo Facebook, Instagram. Il soffitto puntellato, la vetrata distrutta, un pezzo di muro sventrato, la porta danneggiata, ma nonostante tutto questo il Frida Tosca non ha perso il sorriso. Con la collega Eleonora si è rimboccata le maniche ed ha riaperto il negozio di ortofrutta in Viale Luzzati, devastato dall'auto dei giostrai in fuga una settimana fa. Una voglia di ricominciare, testimoniata da un video rilanciato anche dal governatore Zaia, che invita i trevigiani ad aiutare la commerciante con un gesto anche piccolo di solidarietà. Ed il sostegno è arrivato, una banca ha messo a disposizione gratuitamente un conto corrente e le donazioni cominciano ad arrivare. Io sinceramente non ho neanche avuto tempo di andare a vedere se qualcuno ha versato, ma io so che hanno versato perché c'è gente che ce lo dice in tutte le forme. E noi ci stiamo cercando insomma di sopravvivere. E così Elfrida va avanti con l'immancabile sorriso e la voglia di tornare alla normalità, anche se al posto della vetrina ora c'è un pannello di legno. Ma c'è modo di rendere carino anche questo con un bel murales. L'ho voluto rallegrare, no? Allora ho dato la possibilità, invece di scrivere sui muri, di scrivere lì, che così facciamo cosa buona e giusta. Un desiderio a tutti coloro che la stanno aiutando, ed il desiderio, dopo il post di Zaia, di una visita del governatore. Contentissima, gli offro i prodotti miei, i prodotti dell'orto di Elfrida, tagliati, preparati, che così li assaggiamo fuori nel mio parcheggio, super accogliente. L'ottimismo di questa negoziante è davvero incoraggiante. C'è un tema che sta dividendo l'Italia in queste ore dopo la sentenza della Corte Costituzionale che non ritiene punibile, che aiuta un malato a morire. Anche Treviso si interroga sia sull'eutanasia che sul suicidio assistito. Sentiamo. Anche Treviso discute sul suicidio assistito, che non è eutanasia, dove un medico somministra un farmaco letale su indicazioni lasciate da un testamento biologico. Quello su cui si è espressa la Corte Costituzionale è l'azione diretta del malato che si somministra il farmaco letale e nello specifico la non punibilità di chi assiste tale gesto. Per la maggioranza di trevigiani che abbiamo interpellato, il fine vita deve rimanere una scelta personale. Sono d'accordo che ci sia. Perché uno può terminare le sue sofferenze, il discorso è, devo continuare a soffrire. Ci vuole che il legislatore faccia una legge nazionale e faccia un regolamento più serio, più completo nel suo insieme, perché comunque bisogna avere anche dei controlli. Io ho già deciso e ho lasciato per iscritto. Per me è giusto che possa decidere per sé. Se uno sta male... Però la Chiesa dice invece che... La Chiesa può dire quello che vuole. Non frega niente di quello che dice la Chiesa, io sono favorevole che la Chiesa c'è sempre una forte ingerenza da parte sua. Tra chi non condivide un volto noto della medicina e della politica trevigiana. Il Parlamento deve accollarsi la responsabilità di legiferare su questo tema. Resto sempre dell'avviso e sono profondamente convinto di dire no all'eutanasia. A fargli da contraltare lo sceriffo della città. Io sono sempre stato sostenitore dell'eutanasia e della morte dolce accompagnata. Io ho un vantaggio, che ho percorso in 18 anni centinaia di case di riposo e ho visto dei casi che gridavano vendetta nei confronti di Dio, perché la vita alle volte non si può ridurre a una sofferenza innegabile sua
ma anche dei familiari. Pochi istanti di pubblicità, poi parleremo del basket. Rieccoci in studio in diretta allo sport, dunque il basket, l'esordio amaro nonostante la festa per il ritorno in Serie A e la De Longhi che appunto si arrende dopo un primo tempo egregio alla corazzata Milano. Noi dobbiamo essere una squadra molto più anche sfrontata, ecco, quindi se si va sotto va bene, pazienza, si fa un time out, se ne faranno due, si continua a difendere e si continua a giocare duro dal primo all'ultimo secondo. Eccola dunque la Serie A, assaggiarla contro la squadra favorita per lo scudetto può tagliare le gambe anche ai più convinti e Treviso convinta lo era davvero ieri sera nel Pala Verde da tutto esaurito per il ritorno tra le grandi. Tanto convinta che dopo la stretta di mano tra coach Max Menetti e l'ex Santone Ettore Messina alla guida della corazzata Milano, la De Longhi ha fatto sul serio per 2 quarti, reggendo l'urto con fermezza e piazzando i canestri giusti. Un parziale di 8-0 iniziale che ha fatto sognare. Poi Milano è rientrata e ha macinato la squadra favorita, chiudendo con un vantaggio però esiguo, ma che si è allargato sempre di più. Nel momento sembrava che noi stessi non siamo arrivati, ed era vero, ed eravamo a meno 14, non eravamo a meno 45, però sembrava che fossimo a meno 30. Errori e percentuali che crollano, sfiducia che prende il sopravvento e non te lo puoi permettere con Milano che divora la gara fino al 75-53 finale, oltre un ventello di scarto e un terzo quarto da incubo finito 21-9. Menetti sa che deve ripartire da una difesa che in più punti si è dimostrata di livello. 75 punti con Milano comunque non sono, vuol dire che comunque abbiamo avuto un'idea difensiva, seppur ancora abbiamo fatto, sono quei 10, 12, 14 punti che sono dei regali su dei cambi, su delle situazioni molto semplici che però con queste squadre sono pesantissime. E il migliore in campo è proprio uno che mangia pane in difesa ma sa anche colpire il canestro. Il più acclamato del pubblico, Lorenzo Uglietti, che in vista di Cremona individua un'altra arma da sviluppare. Per partire anche dal correre di più contropiede, dall'essere più coraggioso nel correre di contropiede, magari rischiando qualcosa in più, cosa che nel secondo tempo abbiamo smesso di fare. Intanto sempre per lo sport, una notizia di poco fa perché Samuele Battistella, stella del ciclismo di Castelfranco Veneto, ha conquistato la medaglia d'argento nella gara in linea Under 23 maschile ai mondiali di ciclismo in corso in Gran Bretagna su un percorso di 173 km tra Doncaster e Harrogate, quindi complimenti, l'argento al mondiale Under 23 per l'Azzurro e Veneto Samuele Battistella. Adesso invece vediamo cosa ci aspetta per quanto riguarda il tempo in questo weekend e nei prossimi giorni. Lo sentiamo come ogni venerdì con il generale Giancarlo Iannicelli. Anticiclone delle Azzorre che si ritira appunto verso l'Atlantico, lascia scoperto il bordo più orientale della nostra penisola, più nord-orientale, quindi ne approfitta qualche infiltrazione che però interessa soprattutto proprio l'estremo nord-est, per intenderci il Friuli. Quindi un fine settimana con un tipo di tempo tipico come questa situazione dell'autunno. Sabato in prevalenza poco nuvoloso, abbiamo naturalmente in questa stagione nelle prime ore del mattino una velatura del cielo, un po' di foschia, poi dei rasserenamenti. Qualche infiltrazione però si renderà più concreta tra sabato notte e domenica mattina con una nuvolosità maggiore e sulla parte più a est qualche brevissima, quasi impercettibile precipitazione. Per domenica ancora questa situazione, un po' di foschia, un po' di velatura, ma poi anche dei rasserenamenti. La situazione poi continua su questi binari per i primi giorni della prossima settimana, a metà della prossima settimana un peggioramento più concreto, più evidente e poi di nuovo tempo autunnale. Temperature nella media 13, 14, 15, anche 16 gradi localmente le minime, le massime dai 22 ai 24, 25 gradi. L'Alta Adriatica è previsto poco mosso. E adesso le notizie dal Bellunese. A partire dal caso Nevegal, perché la Regione a quanto pare non erogherà i 12 milioni necessari al rilancio del colle del Nevegal ipotizzati dal piano definito dagli impiantisti nella parte alta della provincia.
Questo avrebbe detto al sindaco di Belluno l'assessore regionale Federico Caner, che lo scorso 16 settembre alla stampa aveva invece al contrario dichiarato l'impegno della regione a patto che gli impianti ritornassero di esclusiva proprietà pubblica. Ho desunto, ha detto Massaro nel Consiglio Comunale del tardo pomeriggio di oggi, che ci sia stato un fraintendimento fra l'assessore e i giornalisti ed è passata la notizia che ha falsato il quadro. Drammatico a questo punto il futuro prospettato dal sindaco. La stagione sul Neregal aprirà ma a ranghi ridottissimi, cioè con una sola pista e il campo scuola, e con una nuova società pronta a subentrare all'Alpe del Neregal. I nuovi imprenditori che non si sono ancora palesati starebbero raccogliendo adesioni, garantirebbero sponsorizzazioni e aprirebbero un azionariato popolare. La Regione si dice pronta a supportare la promozione con 30.000 euro e a contribuire con 250.000 euro l'avvio della nuova società. Questo è quanto detto nel Consiglio Comunale dal sindaco Massaro oggi pomeriggio. A proposito di turismo, a proposito di grandi sfide, c'è anche quella di Cortina Milano 2026 ed è ancora caccia al super manager. Siamo alla ricerca, l'headhunter, il cacciatore di teste è incaricato, chi ha ambizioni o vuole segnalare qualcuno lo segnali a Spencer Stewart, che sta raccogliendo i curricula. La caccia è aperta e il nome del prescelto potrebbe già essere indicato nella riunione che il 7 ottobre vedrà riuniti a Verona il presidente del CONI Giovanni Malagò con i governatori del Veneto Luca Zaia, della Lombardia Tilio Fontana, i sindaci Beppe Sala e Gianpietro Ghedina. I cacciatori di teste hanno un identikit ben preciso che non può prescindere dalla preparazione e dalla quotazione a livello internazionale. Standing internazionale, grandi relazioni, visione di processi industriali, esperienze in grandi strutture ovviamente private e pubbliche, e ovviamente ricordo che non avrà uno stipendio da grande amministratore delegato nel privato, perché noi non possiamo pagare molto, per cui si va nella direzione anche di una persona che ci deve mettere buon impegno, deve crederci e deve amare questo mondo. La selezione è nelle mani della Spencer Stewart, una società americana di consulenza aziendale. Inutile nascondere che già circolano i primi nomi di top manager che, se accetteranno, dovranno farlo con spirito tipico della partecipazione a una gara sportiva, escluse pretese di stipendi a 6 zeri. La disponibilità invece è già stata fissata in 7 anni. Su questi nomi insomma ci concentreremo per verificare chi potrà meglio assolvere il lavoro. Certamente una ricerca non facile, ma sulla quale insomma ci stiamo concentrando. È una bella sfida, siamo una bella squadra, un evento oserei dire straordinario, e quindi insomma credo e sono speranzoso insomma che ci si troverà la persona giusta. All'incontro di Verona sarà presente anche il neo ministro dello sport Vincenzo Spadafora e sul piatto sarà messa la legge olimpica, che a tutti gli effetti rimane la priorità. La cronaca è in corso di accertamento il caso di un grave malore accusato nelle scorse settimane da una giovane tossicodipendente bellunese. Non sono ancora disponibili gli esiti delle analisi che dovrebbero dire se la ragazza possa aver assunto una dose di eroina gialla, la droga killer che in Veneto ha causato almeno 13 morti. E l'appello che esce oggi dalla questura di Belluno è chiaro ed è rivolto ai consumatori non recativi ad acquistare droga in stazione a Mestre, perché è lì che le indagini hanno appurato lo spaccio dell'eroina gialla. Il consumo di droga nel bellunese resta elevato anche fra i minori, ma fortunatamente in provincia non vi sono piazze di spaccio accertate. Adesso invece parliamo di economia, ma anche di amministrazione, le cosiddette società partecipate importanti per le amministrazioni, e allora oggi c'è stato un focus proprio su questo tema, un convegno che ha riunito sia gli amministratori pubblici ma anche i massimi esperti della materia e i magistrati della Corte dei Conti. Sono uno strumento importante le società partecipate, lo sono soprattutto per i servizi che possono essere erogati ai cittadini: acqua, rifiuti, fognature, gas, informatica, ma c'è bisogno di stabilità normativa perché quella attuale è complicata. La normativa è molto complicata, risale ancora al secolo scorso, partì con il grande boom dell'IRI, se parliamo di partecipazione pubblica in senso lato, per avere un picco nel 90 con il proliferare di molte società partecipate negli enti locali, se vogliamo anche per raggirare il patto di stabilità. Oggi con la legge Madia del 2016 si è tentato di arginare e di razionalizzare la presenza di queste società. Il problema è stato sviscerato e dibattuto stamani all'Alexander Girardi Hall di Cortina. Che le partecipate siano sotto osservazione da anni è cosa risaputa. Il prefetto di Belluno Esposito ha auspicato infatti l'intervento del legislatore affinché i controlli delle commissioni siano estesi alle partecipate per monitorare il rischio altissimo di infiltrazioni della criminalità. Il presidente Zaia dal canto suo è stato lapidario. Chi fa le leggi, ha detto, è schizofrenico. Da noi, ha aggiunto, non c'è malaffare. Le società partecipate hanno ragione di esistere solo se sono produttive e se sono poltronifici
devono chiudere e complessivamente 26 quelle chiuse dalla Regione fra partecipazione diretta e indiretta. Tra queste c'è il recentissimo caso della holding in liquidazione che è stata incorporata da Veneto Innovazione. Questa di fatto era una scatola vuota con qualche partecipazione e quindi fusione, come hai ben detto, per incorporazione all'interno del Veneto Innovazione, in modo tale da avere un'unica società e non avere delle scatole vuote. Nessun problema, assicura Forcolin, per le quote da diverse centinaia di migliaia di euro che la Regione tramite holding deteneva in 4 società, tra queste anche la bellunese Certottica, che passano a Veneto Innovazione. No, non devono essere dismesse, questo sicuro, e rassicuriamo ovviamente chi ci ascolta. Ma i timori restano. C'è preoccupazione all'interno del Consiglio di Certottica, ma anche delle forze economiche. Come sistema camerale siamo disponibili ovviamente a subentrare eventualmente nella Regione se dovesse far marcia indietro. Allora siamo in chiusura del nostro telegiornale, allora chiudiamo dandovi l'esito del sondaggio che abbiamo lanciato nel TG delle 12:30 della prima edizione, a conclusione di questa giornata dedicata, ovviamente caratterizzata meglio dalle marce per il clima. Vi abbiamo chiesto se per voi era giusto protestare o meno per il clima scendendo in strada. Allora ha vinto il sì con il 55,2%, per il 44,8% di voi invece non era giusto protestare in strada, e dunque insomma la differenza fa capire come il tema sia ancora molto dibattuto. Vittoria del sì comunque col 55,2%. Adesso, a proposito di clima, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso. Bentrovati al meteo. Weekend a tratti variabile e anche la giornata di sabato 28 settembre sarà così, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino cielo piuttosto nuvoloso con qualche pioggia a carattere sparso, tuttavia di debole intensità. Qualche spazio maggiormente soleggiato sarà possibile al pomeriggio, entro la nottata migliorerà un po' ovunque. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 13 e 18 gradi, massime sostanzialmente stazionarie tra i 21 e i 24 gradi circa. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con molte nubi fin dal mattino e con occasionali temporali a carattere sparso, anche in questo caso in esaurimento entro la notte. Temperature invariate, minime tra 15 e 18 gradi, massime oscillanti invece tra i 22 e i 23 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, il cielo anche qui sarà a tratti coperto con qualche acquazzone a carattere sparso. Temperature minime sui 14 gradi, massime sui 25 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci! Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.